Non vedo l'ora che arrivi il giorno del voto, poi con Alberto Stefani stiamo già ragionando della squadra, del tanto lavoro da fare. Ovviamente è complicato arrivare dopo Zaia, ma Alberto ha fatto il sindaco, sta facendo il parlamentare, è dirigente della Lega da tanto, ha le idee chiare e Treviso è un modello di sviluppo, di crescita, di buona amministrazione. L'obiettivo è continuare a governare, come da 15 anni a questa parte. E quindi certo poi i miei avversari sono a sinistra, non sono mai in casa o nel centrodestra, sicuramente avere la soddisfazione non dei sondaggi, leggo i sondaggi che danno la Lega prima e Stefano in vantaggio, però i sondaggi mi interessano poco, mi interessa il parere vero dei cittadini, anche di quelli che non votano. Avete dovuto rinunciare a Zaia, oggi la pronuncia della consulta che mette una pietra tombale anche su Federiga e Fugatti, il divieto di terzo mandato anche per le province e le regioni autonome. E così è una pietra tombale. Secondo me è un errore perché è una limitazione della scelta dei cittadini, l'abbiamo detto tante volte, non solo l'abbiamo detto, l'abbiamo proposto 4 volte in Parlamento come Lega e per 4 volte gli altri partiti ci hanno detto no. Secondo me è una limitazione di scelta a Treviso, a Trento, a Trieste. Detto questo, Zaia non andrà in pensione, anzi, Zaia ha scelto di essere capolista e sarà valorizzato in regione e poi se vorrà anche a Roma. Intanto chiede il voto dei veneti per stare in Veneto e continuare a dare una mano ai veneti. Poi nell'anno prossimo e negli anni prossimi valuterà lui insieme a me che cosa preferirà fare, però adesso per serietà è governatore in carica, ha portato in Veneto le Olimpiadi, significa lavoro, cantieri, sviluppo, sarà eletto in Consiglio regionale, penso potrà chiedere avere un ruolo in Consiglio regionale e poi nel 2026, nel 2027 insieme io e lui, come abbiamo fatto in questi anni, valuteremo cosa fare.